Perfetto. Allora, live partita, aspettiamo che arrivi un po' di gente. Certo non è l'orario migliore per far partire la live, però sti cazzi. A noi ce ne sbatte la minchia. Dico bene o dico giusto, ragazzi? Dico bene, dico bene. Allora, da sonno. bene, bene, sono notizie belle che fanno sempre piacere. Sì. Ciao S Diamond. Ah, già ci sono 4 persone, non me l'aspettavo visto l'orario, assolutamente. Specialmente perché su YouTube poi a sto orario non ho mai fatto una live, quindi... No, questo è l'orario migliore in realtà. Ah? Sì. Bene, io non l'ho mai fatta a quest'ora praticamente, questa è tipo la mia prima volta. Allora, ai 4 presenti, Siamo 3, perché 4? e mo siamo diventati 3, qualcuno ha boicottato, amen. Ah, ok. Ai 3 presenti, che spero non diventino 2, abbiamo in live Luca. Ciao Luca. Ricordo che Luca ha un canale YouTube, per chi volesse il calcio secondo Luca, cercate e vi iscrivete. E poi abbiamo il buon Giovanni Stramacci. Ciao Giova. Ciao. Allora, ciao Chris Raff, ciao Manuel, ciao Jack. Cominciamo con la domanda che viene spontanea. Ciao Brucideddu che viene spontanea in questa live. Chi Ahimè. preferite in Serie A? Ah, ok. Voi chi preferite? In che senso? Tra Tra Venezia il e Venezia e il Cittadella. Cittadella, chi preferite che Ah, chi salga? preferite in Serie A, ok. Per me è uguale, penso sia un... Sì. Tanto bestemmie su bestemmie in Veneto uguale, quindi. Dai, Io, Venezia, uguale. ecco, allora, se riuscissi a vedere la partita sarebbe l'ideale, però ti dico, forse Venezia. Sì, pure io. Venezia. Così si può fare una bella Ci trasferta sta. il prossimo anno, dai. Si spera, si spera. Però, dai, stanno riaprendo gli stadi. Ciao Miguel. Ciao Jack, io preferisco il Cittadella, non scorre buon sangue tra Venezia e Cagliari. A me sinceramente me ne sbatte il cazzo. A me piace la maglia del Venezia, quindi forse direi anch'io Venezia, però mi lascia indifferente. Cioè, chi sale, una vale l'altra alla fine. Però io a questo punto, dato che anche Luca freme, so che freme, ho l'onore di avere 2 laziali in live e scatta automatica la domanda. Quindi farei parlare prima Giovanni Sì, e vai. poi Luca. Argomento Inzaghi. Cosa ne pensi? Lo reputi un tradimento e chi vorresti come sostituto? Allora, chi vorrei come sostituto? Se Mancino batteva le punizioni, credo di aver capito. No, Ok, no, rispondo a questa domanda più tardi. ok. Ti dico che secondo me, allora, quello di Inzaghi può essere considerato un tradimento come può anche non esserlo, nel senso che la scelta di andare all'Inter non è sbagliata da parte sua, in veste di professionista ovviamente, però ecco, magari sono state sbagliate le modalità. Inzaghi in conferenza stampa dopo la partita contro il Sassuolo non solo aveva dimostrato incoerenza rispetto alle dichiarazioni di qualche mese prima, ma aveva detto espressamente: ho aspettato 16 mesi, aspettare altri 4-5 giorni non mi costa nulla. Ecco, ha aspettato 4-5 giorni, cioè nel senso in questi 4-5 giorni c'è stato l'incontro e si era trovata un'intesa. Inzaghi aveva dato la parola, poi ha dovuto aspettare soltanto una telefonata dell'Inter per dire di sì. Quindi
dopo aver dato la parola alla Lazio, tra l'altro. La firma non c'era, quindi non c'era l'ufficialità, c'era soltanto l'intesa. C'era appunto la parola. E come è successo anche in altre occasioni, in questa società, diciamo, la parola non è stata rispettata. Inzaghi non ha esitato ad accettare la proposta contrattuale dell'Inter, che tra l'altro io mi stavo informando, non è superiore a quella della Lazio, perché Inzaghi con la Lazio avrebbe firmato per 3 anni a 2 milioni e mezzo a stagione. Sommati fanno 7 milioni e mezzo assicurati. Con l'Inter invece avrà un rinnovo di 2 anni per 4 milioni, che fanno 8 milioni in totale. C'è una differenza di 500.000 euro assicurati, quindi neanche a dire che Inzaghi ha scelto l'Inter per una questione economica, no. Forse per la competitività, però l'Inter quest'anno non credo possa fare mercato, anzi credo che debba vendere qualche suo giocatore, quindi anche lì la competitività è assicurata. Non ne sarei così tanto sicuro, ecco. Credo che Inzaghi sia stato stuzzicato più che altro dal fatto che l'Inter sia squadra più blasonata a livello storico, e quindi avrebbe fatto poi il salto di qualità anche lui a livello professionale più che altro. Però rimane il fatto che aveva dato la parola e che non l'ha rispettata, e questo sicuramente noi laziali ce lo ricorderemo. Ok, Luca, prima di farti intervenire, intanto ci tenevo a salutare Matte. Ciao Matte, un bacione. Ciao anche a Numa. Manuel, Nightbot ti blocca il messaggio perché lo stai scrivendo con quei caratteri. Se lo scrivi normalmente il bot non ti blocca. Ti avviso perché altrimenti il messaggio te lo blocca automaticamente il bot. Vai Luca, fammi sapere quello che pensi tu invece sulla questione di Inzaghi. Io sono d'accordo su quello che ha detto Giovanni. Mi dispiace per come è andato via. Mi dispiace perché andare via così è brutto, soprattutto dopo che ieri sembrava fatta, sembrava comunque che si era trovato un accordo, e quindi e di questo io ero molto comunque contento. Poi non so quello che è successo oggi, evidentemente sarà bastata una chiamata, però il discorso è che l'Inter quest'anno, come ha detto giustamente Giovanni, non può fare mercato, o meglio lo farà, ma non ha chissà quanto da spendere, altrimenti Conte sarebbe rimasto. E quindi andare via effettivamente per 500.000 euro da una squadra che ti ha cresciuto, perché sono 21 anni che sta alla Lazio, comunque è cresciuto da allenatore nella Lazio, ha finito la carriera da giocatore nella Lazio. Andartene così è brutto, io ci sono rimasto male, però sicuramente me ne ricorderò. Però ecco, non ho questa rabbia che avevo con De Vrij. Quando è successo con De Vrij, purtroppo a me è rimasta qui da quel Lazio Inter. E io, vabbè, comunque gli auguro il meglio, perché sempre comunque non mi scordo quello che ha fatto per la Lazio Inzaghi, però certo ci sono rimasto male, questo sì. E chi vorresti come sostituto? Chi vorrei? Con i soldi che può dare la Lazio, penso che ho visto che si sono fatti un po' di nomi, Mihajlovic con Sesao, ho letto anche di Mazzarri, ma spero sia solo un dire. A questo punto direi Mihajlovic, però non lo so. Io ti faccio un nome che forse Giovanni l'ha già sentito nominato da Alfrez specialmente. Un Sarri? Magari. Ma Sarri sì, ma gli devi comprare giocatori per Sarri, però. Devi Eh comprare beh, certo. giocatori adatti per lui, per il 4-3-3, 4-3-1-2, insomma. E la Lazio ad oggi, per il 4-3-3, soprattutto davanti, chi ha? Immobile. Correa non lo vedo da esterno.
Non lo so, poi magari posso sbagliare io, non sono allenatore, quindi non... Caicedo, cioè, servirebbero due esterni tipo Caglione e Insigne al Napoli. Infatti si è visto alla Juve che è vero che ha vinto lo scudetto, però insomma ha fatto fatica, Molta, però alla molta Juve fatica. ai campioni e vinci. Beh, certo, certo, ma Sarri, secondo me Sarri sì. Sarri, se con la Lazio usa il 4-3-1-2, io già mi immagino un Luis Alberto dietro alle punte, ovviamente Immobile, primissima punta, e un Correa a giocare dietro Immobile. Secondo me non sarebbe male, se messa così. No, però penso che Sarri pretenda forse 3-4 milioni di euro l'anno, non lo so. Sì, La Stiamo Juventus ne sempre, prendeva 7. stiamo sempre là, stiamo, a sto punto noi teniamo Inzaghi, cioè avanzando l'offerta. pure te c'ha ragione. Penso che Sarri non verrà mai, penso. Intanto saluto tutti quelli che sono entrati. Ciao Riccardo, ciao Padre Pioli. A questo punto, dato che sono con due laziali, sì, lo so, Jack, l'ho visto anch'io. Non so perché abbia come sponsor la Florsid il Venezia. Vi chiedo come giudicate proprio nel completo tutta la Serie A. È stato secondo voi, questo lo dico io, poi vorrei sapere la vostra, il campionato più strano a cui abbiamo assistito negli ultimi anni? Perché tra rinvii, partite non giocate, il tribunale che diventa il vero arbitro del campionato, episodi arbitrali al limite dell'indecenza, se ne sono state di cotte e di crude quest'anno. Voglio sapere assolutamente voi come giudicate nel complesso questo campionato. Prima Luca e poi Giovanni. Beh, di certo è un campionato anomalo questo, soprattutto per via della pandemia, per via comunque si è fatto un intero anno senza tifosi e non era mai accaduta questa cosa, quindi diciamo da quel punto di vista molto, molto strano come campionato. E per, come sono stati molto strani degli episodi arbitrali, ma quelli purtroppo ci sono sempre stati. E purtroppo quelli sono all'ordine del giorno e io mi domando ad oggi ancora come sia possibile che ci siano tutti questi errori con la tecnologia, perché ci sono certe cose che non si capiscono. Poi uno vuole pensare in malafede, però sai, a volte ti ci fanno pensare. Per il resto è stato un campionato bello, bello perché comunque tranne l'Inter che si sapeva avrebbe vinto lo scudetto con 5-6 giornate di anticipo, è stato bello per la lotta per non andare in Serie B, è stato bello per la Champions, per l'Europa League. Quindi diciamo un bel campionato. Mi dispiace solamente per i tifosi, perché comunque i tifosi fanno tanto i tifosi, vedere gli stadi vuoti è brutto. Penso anche che per i giocatori sia brutto non avere i tifosi. Quindi spero che non ci sia mai più un campionato così e spero che già da settembre possano entrare piano piano i tifosi e tornare a quella che prima era la nostra vita normale. Vai, Giova. Allora, secondo me, oddio, è stato un campionato brutto soprattutto per questo motivo. E... Sì, io per esempio ho visto la finale di Europa League dell'altro ieri o di ieri. Ieri. Di ieri. Con questa cosa di Inzaghi mi sembra che siano passati giorni. Di ieri e mi sono comunque molto emozionato a vedere i tifosi sugli spalti ed esultare, a sentire l'atmosfera, quella lì del vero calcio. Quindi è stato un campionato un po' bruttino sotto questo punto di vista.
Sportivamente parlando mi è dispiaciuto che non sia mai esistita una lotta a scudetto, perché una lotta a scudetto che finisce alla 21ª giornata non è una lotta a scudetto seria. Adesso insomma, mi dispiace i tifosi del Milan, però è così. Comunque è arrivato secondo in classifica. La lotta per la Champions alla fine sì è stata interessante fino alla fine, ma anche lì la Juventus ci arriva dopo una partita giocata contro l'Inter dove è successo di tutto, dove sono successe cose strane, ecco. Cioè, il rigore, quello lì fischiato a quadrato è non riesco a spiegarlo. Il protocollo VAR continua ad essere una cosa folle, davvero. Io da laziale ho visto Lazio-Torino, ho ascoltato il parere dell'ex arbitro Marelli, Luca Marelli, ha detto per ogni singolo episodio, sì, lì secondo me ci poteva stare, però il VAR non poteva intervenire. Ma come il VAR non poteva intervenire? Cioè il VAR dovrebbe servire a salvare il culo, diciamo, all'arbitro. Se l'arbitro non vede qualcosa, ma se tu mi vieni a dire che l'arbitro ha sbagliato, ma il VAR non poteva intervenire, allora mi distruggi ogni concetto di VAR, di tecnologia che possa esistere, che esiste da 4 anni a questa parte. Cioè, che vuol dire il VAR non poteva intervenire? Il VAR non poteva intervenire per il gol annullato ingiustamente a Immobile, per il rigore non fischiato a Murici, per il secondo rigore non fischiato a Murici e per il rigore che non c'era fischiato alla Lazio. Cioè non poteva intervenire in nessuno di questi 4 casi. Allora perché esiste? A che cosa serve? Bella domanda. Ma Quindi, purtroppo questo argomento io lo tiro fuori da quando la Lazio non è andata in Champions 3 anni fa, perché ci sono stati degli episodi clamorosi che hanno portato poi la Lazio a uscire fuori dalle prime 4 posizioni. E io purtroppo lì poi ho pensato in malafede, perché poi ti ci portano a pensare, c'è la Moviola in campo, devi intervenire, non puoi dire chiaro errore, non chiaro errore, quello è fallo, cioè, si interviene, punto. Perché no? Perché non può intervenire? Allora che sta a farla? Non ci sta, meglio. Cioè, io penso così, poi non so tu cosa ne pensi, Miro, però io penso che bisogna modificare il protocollo e credo che il modo migliore per modificarlo è dare 2 slot a ciascuna squadra e la squadra si decide il momento in cui è più opportuno utilizzare il VAR a qualsiasi sia l'episodio. Si dà i 2 slot alle squadre, le squadre scelgono quando utilizzarlo, un po' come accade nel tennis, nel basket nel basket anche, si dà libera scelta alle squadre e quando hanno intenzione di usarlo lo si usa e l'arbitro va obbligatoriamente a rivedere l'azione, pur sapendo che potrebbe anche, magari se doveva da rigore e quelli dicono che non è rigore, potrebbe comunque confermarlo il rigore, quindi a tuo rischio e pericolo. assolutamente Però sì. se già le squadre hanno la possibilità di gestirsi da soli le chiamate del VAR, secondo me un qualcosa di più si potrebbe fare. Però io D'accordo. adesso ci tengo a girarvi un commento di un tifoso del Cagliari, perché ci sta un laziale che si lamenta del VAR per la penultima giornata, fa abbastanza ridere. Avete vinto 20 partite con recuperi assurdi, ovviamente riferito all'anno scorso. Io, Come gli rispondete? Io mi astengo, io mi astengo. io, cioè, io sono anche stanco di ripetere questa cosa di Cagliari-Lazio, penso, cioè, nel senso, l'hanno spiegato il recupero. Non è che la Lazio danno 8 milioni di recupero così. Ci stavano delle giustificazioni per quale hanno dato quel recupero, come è successo in Torino-Lazio quest'anno, in Casiato al 97esimo assegnato, ma lì c'era stato il VAR sul rigore di Immobile,
e quindi ecco perché si è prolungato, cioè non è che poi sembra che sempre noi che ci lamentiamo. Lascio la parola a Giovanni perché basta, io su questa cosa non voglio più parlare perché mi innervosisco solo. No, vabbè, cioè, più che altro sto cercando di ricordarmi quali sono queste 20 partite. Tra l'altro, Non, 20 partite, in realtà la Lazio ha vinto quest'anno l'unica partita che ha vinto oltre il 93esimo, quindi oltre i 3 minuti di recupero, sono due, la partita di Torino e quella alla quart'ultima, alla terz'ultima giornata contro il Parma. Lì però durante il recupero anche il Parma ha rischiato di vincere, quindi c'è un discorso che non... Cioè, al 96esimo il Parma ha colpito un palo, poi al 97esimo ha segnato la Lazio e erano stati dati 7 minuti di recupero. Quindi lì se avesse segnato il Parma il discorso non... Cioè, quale poteva essere? Non ho capito. non c'è vabbè. Cioè, io non so cosa rispondere perché sarebbe riduttivo rispondere. Cioè, rispondere sarebbe... Cioè, non lo so, non so veramente che cosa dire. D'accordo. Ti posso dire, Gioa, che questa è sempre stata e credo sempre rimarrà negli anni recenti una ferita aperta per noi, perché lì si è verificato il tracollo del Cagliari, che era già partito dalla partita prima, perché noi già dal turno prima contro il Lecce, vincendo 2-2, ci siamo ritrovati praticamente in 10 minuti a pareggiare 2-2. Vinciamo 2-0 e pareggiamo 2-2 in 10 secondi. Però alla fine bisogna anche, secondo me, lasciare andare queste cose. Cioè, io ripeto che dopo un po', se le cose non vanno, non è per colpa di quella partita, perché una partita è una partita, poi la partita finisce e si va avanti. È chiaro che viaggiavamo sull'onda dell'entusiasmo, eravamo quarti, terzi. Il Cagliari e la Lazio credo fossero le due squadre più in forma in quel momento. Però dopo un po' le cose si superano, quindi io mi lascerei personalmente alle spalle questa storia perché fa un po' ridere. È come se, cioè, adesso perché la Lazio ha vinto quella partita ai minuti di recupero, la Lazio adesso vince tutte le partite ai minuti di recupero. Noi hanno annullato un gol al Napoli quando giocavano contro di noi per un fallo non visto. E quindi adesso di conseguenza siamo noi quelli che rubano con il VAR. Cioè, basta un episodio che si viene marchiati a vita per quella cosa. Quindi smettiamo di essere così, cerchiamo di vedere un po' il tutto, perché poi, ragazzi, io non è perché so simpatizzante laziale, ma andatevi a rivedere quello che è successo a Lazio Torino di qualche anno fa, perché lì veramente c'è dello scandalo. Comunque, tralasciando questo argomento, quanto di recupero ci sono? 4 minuti di recupero, sta vincendo il Cittadella 1-0, l'andata è finita 1-0 per il Venezia, quindi nel complessivo sarebbe 1-1, ma passerebbe il Venezia per miglior posizionamento, c'è anche il banner qua sotto che lo ricorda. E rimanendo in tema di squadre che salgono in Serie A, voi che siete della Lazio, avete notizie sulla Salernitana? Lotito cosa farà? Ce le voglio avere, guarda. Proprio così, diretto. No, guarda, no, Samir, tu mi fai una domanda così 4 ore dopo che è successo quello che è successo con Inzaghi. Cioè io non ci sto di niente. Cioè io ho la preoccupazione che possa arrivare Castori sulla panchina della Lazio. Quindi non... C'ho le idee confuse su questa cosa, ma se tu mi metti dentro pure la Salernitana, io non ci capisco più niente. Ti posso dire che no, da quello che so non ci sono notizie sulla cessione della Salernitana. Ma io penso che Lotito abbia già qualcosa. Vabbè, non voglio dire cose che... Dai, andiamo avanti. Gol del Venezia, ragazzi.
Quindi Venezia in A. Venezia praticamente in Serie A. Io non capisco perché i portieri escono in queste circostanze. Non capisco perché escono. Dispiace un botto, ma dispiace proprio un botto per Cittadella. È la seconda volta che arriva in finale, seconda volta che si gioca la finale con un'altra squadra veneta ed è la seconda volta che perde. Mazza, Poracci. Venezia in Serie A, pensate. Sono contento perché mi piace un botto la maglia. Io amo la maglia del Venezia, quindi sono contento. Venezia Comunque, e Salernitana come nel 99, 98-99, sì. sì. Pensavo Eppure 90. l'Empoli, se non mi sbaglio, eh. No, l'Empoli non c'era. No. Ma tu cazzo va il portiere? Ma dove va? Infatti, cioè, non... No, ma perché Luque, non so se tu hai visto il gol del Cittadella, No, non ho la visto. difesa del Venezia è imbarazzante, completamente ferma, un passaggio sulla tre quarti di Iori che ha bucato tutta la difesa ferma, l'attaccante che ha tagliato verso il centro, gol facile, una cosa allucinante, veramente orribile come gol perché è proprio imbarazzante. Certo, il prossimo anno Venezia Salernitana in Serie A. Big match. Ok, allora. È dorsato, vai. Sì, infatti sto aggiornando. Ecco qua. Lo mettiamo così. Venezia in Serie A, tra l'altro Zanetti, da quello che so, è destinato a essere il prossimo allenatore dell'Udinese, quindi continua il valzer degli allenatori. Perché mi fai così? Oh, è vero, che te devo dire, scusa, che te C'è devo poco, dire, a cazzate. proposito del balzo agli allenatori c'è veramente poco da ballare, mamma mia. Io intanto volevo dire Alessio, per favore, cioè, ormai è diventata vecchia sta cosa, cioè, se ci devi perculare, inventatene una migliore perché Ma che è cosa? diventata un po' vecchia. Leggi il commento, vedrai che è un po' vecchia quella. Chi è Tom? Leggilo insieme e vedrai nella mente, non alta voce. Non ci sei arrivato? No. Porco due, Luché. Thomas? Dai, oh. Dai, Ale, te faccio contento perché non capisce. T'ho masturbato, porco Ah, due. ok, vabbè, scusate, Oh, raga, scusate. Lo so, vabbè, scusate. Questa sveglio, non l'ho Luché. mai sentita. Lo so, oggi sono in confusione. Intanto saluto Francesco. Un bacione, France. Allora, intanto mi chiedono cosa ne pensate. Ne stavamo parlando prima con Luca dello scambio eventuale Fares-Lico Giannis. Merda de capra per merda de pecora, sostanzialmente. Cosa ne pensate? Di cosa? Fares-Lico Giannis, lo Ok, no, scambio. quello. Beh, ehm, cioè nel senso non... Boh. È un Vai po' a questo capire che chi è che pensa. ci guadagna, chi ci perde, Sì, che esattamente. cambia. Ma Cioè, è un po' questo quello che penso. sicuramente da quello che ho visto io, Lico Giannis, ho visto che ha un buon piede, poi Miro correggimi, io non mi vedo tutte le Quando partite. si ricorda d'avercelo. Ho capito, Fares manco quello c'ha. Io, però, ripeto, Fares alla spalla era un buon giocatore. Quest'anno l'ho visto un po' rimaneggiato. È vero che veniva da un grave infortunio, però cioè non è che me stai a dire dammi Hakimi o stato a Fares, me stai a dire Fares Rico Giannis, fine, insomma. Ma Ti posso dire che se questo scambio avverrà e se voi avrete un altro allenatore che gioca con la difesa a 3, sappiate che siete fottuti perché non sa difendere, non è capace a difendere, in bocca al lupo. Non sa correre,
Io spero la difesa a 3 e basta, perché cioè, almeno io non compriamo difensori. Vabbè, lasciamo perdere pure questo tasto. A proposito, Giovanni, scusa, ma tu non ci hai detto l'allenatore che vorresti? Lo devi dire adesso. Io ho Adesso detto... ci devi uscire il nome. E perché proprio Conte? No, è libero Zidane. Ah, beh, giusto. È libero, bisogna comunque specificarlo, eh. Bisogna comunque che il presidente lo sappia. Così, per informazione. Allora, sì, Sarri mi piacerebbe molto, però prendeva 7 milioni. Io sinceramente se fossi il presidente della Lazio, a parte che sarei incazzatissimo per quello che è successo, ma appunto per questo motivo io mi incazzerei, inizierei a spendere e offrirei quello che ha offerto l'Inter a Inzaghi, lo offrirei a Sarri, oppure a Spalletti se il Napoli non l'ha ancora confermato. Ormai è praticamente del Napoli, Che Spalletti. palle. Vabbè, se fosse successo qualche giorno fa. Mhm. 4 milioni, 5 milioni sul tavolo e mi sarei preso lui. Poi vabbè, adesso in questo momento, considerando comunque le cifre che può permettersi la Lazio, io direi comunque che si potrebbe provare a prendere con Seisao. Io non so quanto prendesse con Seisao al Porto. 3,5 mi sembra. Cioè nel senso 3,5 è quello che dai a Immobile, dallo allenatore, dai in mano a un allenatore bravo e competente come lui, comunque ha vinto il campionato con il Porto, lo ha portato ai quarti Champions un paio di volte, e quindi ha la giusta esperienza internazionale. Gli offrirei a lui quei soldi. Se invece manco lui, io sinceramente tra i nomi che si sono fatti, Mihajlovic, Italiano, Mazzarri, ognuno ha un pro diverso. Mihajlovic ha magari il pro che ha la Lazio magari nel sangue e che comunque è un grande motivatore, e le sue squadre non giocano male in realtà. Mazzarri ha il pro della carriera, perché sinceramente adesso non ci dimentichiamo quello che Mazzarri ha fatto prima di andare all'Inter, che ha fatto 3 anni favolosi con il Napoli, portandolo stabilmente in Champions League, con una rosa secondo me inferiore a quella della Lazio di adesso, e quello che ha fatto anche con la Sampdoria. Quindi comunque non portandola in finale di Coppa Italia proprio contro la Lazio, lottando stabilmente per l'Europa. Cioè comunque è un allenatore che ha alle spalle una carriera importante alla fine per gli standard della Serie A. Invece Italiano è uno giovane, rispetto a Mazzarri, e che comunque come in termini di prospettiva futura può essere, diciamo, che può prendere in mano un progetto interessante. Tra i tre non voglio scegliere. Tra i 3 punti su Fonseca. Tra i tre, tra i tre punti su Fonseca, assolutamente, assolutamente. Però ecco, magari con Seisao. Magari. Beh, diciamo poi, se non mi sbaglio, è ex laziale. Sì, Come no? anche lui, anche lui. Quindi ci starebbe assolutamente, secondo me. Mm. Allora, intanto guardo un po' di commenti. Tanto la politica di questo calciomercato è simile a quella nerazzurro, monte ingaggi abbassato e guadagno massimo da cessioni illustri. Penso che, vista la situazione, le squadre ragionino: se non si cede è difficile che si compri, come è giusto che sia. Secondo me, anche noi in primis, se non effettuiamo una cessione illustre, che continuo a pensare sia Cragno, è difficile poi fare calciomercato, perché comunque i giocatori costano, devi mantenerli, hai degli ingaggi da pagare. Tra l'altro, chiedo a voi che siete della Lazio, quanto guadagna Luis Alberto all'anno? 1,8 milioni? Mi pare sui due, 1,82 pure a me, sì.
1,8. Sì. Lo sai perché è bella questa cosa? Perché 1,8 da noi li guadagna Gaston Pereiro, che non vede mai il campo, quest'anno c'ha avuto pure la zella del Covid, però vabbè. E da noi li guadagna Gaston Pereiro, 1,8. Dopo li guadagna Luis Alberto, che magari sarò anche inesperto, ma credo sia uno dei pilastri della Lazio, a occhio e croce. Questo anche grazie a Inzaghi, insomma. Però Sì. vabbè. Oh, Non si secondo può. voi Ranieri dove va invece? Perché c'è anche Ranieri. Io, vabbè, È vero. Ranieri è un signore allenatore, perdonatemi, ma Tra l'altro facciamo i complimenti alla Roma che ha già vinto lo scudetto l'anno prossimo per Mourinho. Ah. Già Murales, Papa, tutto. vabbè, ma loro sono così, sono sempre stati così. Va. Qual è la domanda? Ranieri. A Ranieri, ecco, perché scusate, c'è sempre quella confusione in testa. Ranieri, io addirittura lo preferirei a Mazzarri, lo Io lo preferirei stavo per anche dire. ad Italiano, lo preferirei a Mihajlovic, lo Ranieri alla preferirei Lazio a non ci verrà mai, lo sai, vero? Ranieri? Ranieri non ci verrà mai alla Lazio, ma che sta scherzando? Lo so, però, cioè, allora, a me sinceramente che un allenatore abbia già allenato la Roma non me ne frega niente, come per esempio per Spalletti, io Spalletti me lo sarei preso di corsa. Ma Spalletti è diverso. Tu stai a parlare dei Ranieri, porca troia, Giovanni. No, Spalletti non capirai. Cioè, Ranieri è Immobile. testaccino. Vabbè, ma che vuol dire, scusa? Ma quello è romano, è romanista fragico, Giovanni. Vabbè, Ma ma quando ci viene a allenare la Lazio? capito, ma allora, Carlo Mazzone ci ha fatto vincere uno scudetto. Che vuol dire? Cioè, Ma Mazzone ti fa più Ascoli che Roma. Cioè, no, non è vero, non è vero. ma sta scherzando? Mazzone è legatissimo all'Ascoli. Ho capito, ma che c'entra? E che c'entra, scusa? Quello, ti giuro, a Mazzone gli frega più dell'Ascoli che da Roma. Vabbè, Fate fatto servire. sta che ci ha fatto vincere uno scudetto. Ha giocato alla morte contro la Juventus. Vabbè, quindi secondo te c'è comunque una possibilità di vedere Ranieri alla Lazio? No, No, non penso. no, Che la vedo io come nelle vesti di Giovanni Stramacci, no? pure io, Ok, Sì. ok. pure io sarei contento se venisse perché è un signore allenatore che lo ha dimostrato da sempre perché la carriera parla per lui, insomma. È stato sfortunato, fortunatamente alla Roma ad non aver vinto lo scudetto. Sappiamo tutti quello che ha fatto all'Eister, penso ha fatto una cosa che non lo so, non lo so, ha fatto una cosa straordinaria. Quest'anno con la Sampdoria ha fatto 52 punti. Insomma, sappiamo la sua carriera, è un signore allenatore, è un signor allenatore, però non penso mai che verrà, ma non perché è romanista, proprio perché non Dimmi, penso Giova, ho visto... È troppo signore per lo Tito, più che altro. troppo. Vabbè, ma lo Tito gli fa un bel contratto in latino. Io mi immagino la scena di oggi quando Inzaghi è andato o l'ha chiamato, non ho ben capito, è andato e ha detto no aspetti presidente che ci devo ripensare perché mi hanno offerto 4 milioni, io penso non lo so, lo dico che cazzo gli ha detto. Andiamo a immaginare una scena dentro la birra. Io mi immagino... Già, io mi sono immaginato la scena invece come quel video che girava un po' di anni fa, dello Tito in strada al telefono che dice te mi hai rotto il cazzo. Non so se l'avete mai visto, che io mi stavo a sentire male mentre immaginavo la scena. Tanto scusate, Summit con l'entourage di Godin stamane. Poche parole, Giolini vuole un abbassamento del suo ingaggio, lui ci incischia. Vabbè, chiaro, guadagna 3 milioni all'anno, se lo deve abbassare. Non lo so.
A proposito di titoli, no? È arrivato questo meme e mi ha fatto morire. Che c'è scritto? Vi ho lasciato a 0 titoli e vi ritrovo a 0 titoli. È meraviglioso. Ma perché il bonsai non conta? No, non conta. No, più che altro si è rotto qualche settimana fa. Beh, giusto. Quell'altro va rompere, madonna. Oh, questo è bello. Ragazzi biancocelesti, non dimenticatevi di Stankovic, che non sapevo in realtà si fosse svincolato dalla Stella Rossa. Potrebbe allenare secondo voi la Lazio? Io sapevo Il che grande Dejan? Bisognerebbe informare lo titolo di questa cosa più che altro. Dice fin quando lo sapete voi cambia poco. Sì, esatto, cioè nel senso, io per esempio non lo sapevo perché non lo sapevo. Scusa. Quindi Stankovic sarebbe un profilo interessante, sì, sarebbe un profilo interessante. Ma come Mihajlovic, secondo me sono due profili molto simili, soltanto che Mihajlovic è già allenato in Italia e tra l'altro non ha fatto male, perché alla fine sì, noi lo vediamo nelle vesti di allenatore del Bologna, però lui ha allenato anche il Milan per un paio d'anni o per un anno e era un Milan qualitativamente scarso, eppure se non sbaglio lo ha portato in Europa League, o sbaglio? Non mi sbaglio era il Milan de Cerci, de Destro, Cioè, quello capito? là, giusto? Sì, quello là. Diciamo, non ci scordiamo che è stato lui a fare esordire Donnarumma a 16 anni, insomma. Ma infatti sì, ma sarebbe secondo me un acquisto intelligente quello di Andano, quelli di Andano, tipo, no? Mihajlovic. Io con tutti sti Ivic, Stankovic, Mihajlovic, ci capisco più niente. Quello di Mihajlovic, se tu avessi qualche giocatore giovane, il problema è che non ce l'hai. Il problema è sempre là, Sam. Cioè, sarebbe anche ottimo Mihajlovic se tu avessi una squadra giovane. Il problema è che hai Raul Moro e poi chi c'hai? Nessuno. Sono tutti over 25, è una cosa imbarazzante. Cioè, non... Quindi a questo punto questa è l'unica cosa che mi preoccupa un po' se dovesse arrivare Mihajlovic. Sì, quello effettivamente è vero. Io cioè, comunque quest'anno al Bologna si è salvato tranquillamente senza una punta, perché Palacio grande giocatore, ma penso comunque Mamma mia, Luque, laghi un botto. E poi comunque si è salvato. Cioè, adesso partirà il toto allenatori per la Lazio, anche se io penso che a giorni dovremmo sapere chi verrà, perché poi si dovrà programmare il futuro, si dovrà programmare la campagna acquisti, che è già meglio da ride, però vabbè. Mamma mia, Luque. Luque, oggi la connessione non ti sta appresso, No, anzi che troppo ha resistito. Comunque, leggo un po' dei commenti. Allora, Massimo Capazzo dice torneremo con i cuori giallorossi. Io me lo auguro per voi, basta che non tornate col presidente che ci accusa che noi compriamo gli arbitri e cose simili. L'importante è quello. Poi, Riccardo vi chiede, vi piacerebbe un ritorno di Filipe? Ripeto. C'è manca solo per i Anderson. Guarda, io lo stavo immaginando quando voi stavate parlando di Sarri e del suo modulo, no? Non sarebbe pensando, male. Sì. Guarda, Felipe Anderson te lo puoi prendere pure in prestito, così, però non lo immagino con altri allenatori, sinceramente. Anche perché ormai ha una certa età. Quanti anni ha Felipe Anderson? 30 anni? Te lo dico subito. Cazzo, ma giro dal 2009.
Da quando andavo ai medie che si era preso la Lazio, no, al liceo, dove stavo. Penso 28 anni ce l'ha però, 28-29. Sicuro. Ce n'ha 28. Vedi. Precisi. Vabbè, c'ha l'età di Luis Alberto. No, non è vero. Quasi l'età di Luis Alberto. Ma in tutto questo è ancora al West Ham, Felipe Anderson. No, è andato via, è andato al Porto, mi pare. Ah, Guarda un sta al po', Porto. guarda un Se la, po'. se la porta dietro con Porta con Seisao. Seisao. Sì, però sta in prestito al Porto, Vedi, è a posto, sta là, è andato in prestito, quindi. Mo Quello ti dico pure, se c'ha qualche riscatto. quello pure, il giocatore quando gli andava di giocare. C'è scritto solo che è stato ceduto in prestito, ma non con quale formula. Poi c'è anche Klose che vorrebbe fare esperienza. Mm. Io Sì. fossi un laziale non gliela farei mai toccare la panchina a Klose. Se fossi un laziale. In che senso tocca la panchina? Cioè non lo farei mai allenare. Mai. Ah, beh, certo, ma non è che non ti dà molte certezze in questo momento. Ma No, tralasciando le certezze, rischia di rovinare tutto quello che magari de bello c'era stato. Io infatti ho la paura e il terrore che tipo Daniele Conti possa diventare l'allenatore del Cagliari. Se succede io mi ammazzo, perché se fa male io mi ammazzo, mi taglio le vene, faccio prima. Capite? Per quello lo dicevo, perché poi è brutto, capito? Cioè, sei costretto, tra virgolette, a dargli contro, nonostante tu sai quello che ha fatto. Per quello è brutto. certo. Poi, adesso Vabbè. dice, ti piacerebbe Tugli al Cagliari? No. Ciao Albe, un bacione. Puglia. Tornerà al West Ham che lo manderà subito via, dice Riccardo. No. Poi, secondo voi Juric al Torino farà bene? Il Torino secondo me ha una squadra totalmente disastrata, quindi assolutamente no. Se fa mercato forse sì, ma al momento attuale no. Non so voi cosa ne pensate. Si è salvato per miracolo quest'anno al Torino. Secondo me può fare bene, Juric a me piace. Io se fosse rimasto svincolato avrei optato proprio su di lui per allenatore della Lazio. Perché alla fine lui al Verona ha fatto delle grandi cose, secondo me, con la squadra che si ritrovava a disposizione. Voi basta che guardate Kumbulla, cioè Kumbulla al Verona era un giocatore, adesso è stato pagato 20 milioni dalla Roma e nel senso no, 30. 20, 30, insomma una cifra importante, no. Idem per Amrabat. Amrabat alla Fiorentina sembra un altro giocatore. Stavo per dire, sì. Cioè, Rachmani forse è l'unico che, ok, sì, al Napoli comunque non ha giocato nel giro d'andata, però comunque ragazzi, Juric al Verona ha fatto grandi cose. Quest'anno davanti aveva Kalinic e Lasagna, eppure ha raggiunto i 40 punti alla fine del girone d'andata praticamente. No, vabbè, senza esagerare, all'inizio del girone di ritorno. Cioè, cosa che se la squadra fosse stata magari più motivata nel girone di ritorno avrebbe fatto un'altra ventina di punti, avrebbe potuto lottare per la Conference League. Posso mettere una postilla, Giova? eh, C'è anche il merito di Diawara in tutto questo. Diamone hai atto. ragione. Questo è vero, sì, sì, ma sicuramente c'è stato comunque un aiuto, un contributo importante esterno, diciamo. Però ecco, insomma, tanto poi gli hanno ridati 3 punti al ritorno giocando una partita ridicola, però vabbè. Più che altro sì, è un allenatore che mi piace, cioè nel senso riesce a motivare la squadra. Io ero sicuro che avrebbe messo in difficoltà il Napoli, ero sicurissimo. Infatti per il Verona
e la squadra che ha creato Juric, il Napoli non è andato in Champions. Ha saputo mettere in difficoltà chiunque il Verona quest'anno. Per un errore arbitrale non ha pareggiato a San Siro contro l'Inter. Alla Juventus gli ha strappato comunque 2 pareggi. Alla Lazio l'ha battuta all'andata. Quindi insomma è secondo me un allenatore molto interessante che tra l'altro gioca con il modulo che abbiamo adesso, che sarebbe il 3-5-2, 3-5-1-1, soltanto che la Lazio sarebbe venuto e avrebbe avuto giocatori più forti di quelli che aveva il Verona. Quindi secondo me col Torino può fare bene, assolutamente. Intanto saluto chi è entrato. Ciao Candy, ciao Giorgio, ciao a tutti ragazzi. Allora, partiamo. La Lazio vuole Pau Torres del Villarreal, che ieri ha vinto l'Europa League e ha fatto un partitone. Penso che a questo punto il valore dei giocatori del Villarreal per la legge di mercato sia aumentato e non di poco, Non come lo è so. giusto che sia. Ho visto solamente i rigori ieri, che sono durati in 3 quarti d'ora, però... Sì. Tra l'altro, io pensavo, non so se ci siete rimasti male, dopo che ha sbagliato il rigore De Gea, io pensavo che dovesse tirare comunque il No, Villarreal. io avevo capito che... Ma perché scusa, pure se vai a oltranza, se lo sbagli tecnicamente non No, dovresti perché... tirarlo dopo. no, perché ha tirato... I primi sono stati quelli del Villarreal a tirare. Ok. Quindi fai 11... Ah, e beh, è vero, c'ha ragione. C'ha ragione. M'ero perso quell'attimo. Allora, Tuia, Barba e Dirks, classe 2003 del Parma, sarebbero titolari alla Lazio. Barba, se non mi sbaglio, è scuola Roma, Mhm. Sì. però non credo che questi forse sarebbero titolari in qualche squadra di B, ma non alla Lazio. Esageriamo, però insomma, dai, infatti. Voi ve l'aspettavate la vittoria del Villarreal? Io non me l'aspettavo, ma ci speravo tantissimo. Sai, comunque la finale è porta secca, penso possa capitare di tutto. Certo, ovviamente il Manchester era il più favorito, però comunque il Villarreal è una bella squadra e soprattutto ha un allenatore che ha vinto adesso 4 Europa League, quindi insomma è del mestiere, come dire. Unai Emery è stato creato apposta per l'Europa League, è allucinante. Non era una partita così tanto scontata, ecco. E infatti si è rivelata poi. Te invece, Gioa? Io ci speravo nel Villarreal, anche perché il Manchester United nonostante comunque ci abbia fatto sorridere in semifinale e tutto quanto, non lo so, io sono per le squadre quelle che non vincono, quelle che vincono raramente, sai. È sempre bello vedere esultare chi magari esulta di meno, quindi, quindi sono contento. Io ero sicuro che la partita si sarebbe rivelata comunque equilibrata, un po' perché appunto la finale è una partita unica, gara secca, e un po' perché comunque il Villarreal, se è arrivata in finale, un motivo ci sarà pure, no? Certo. Esatto. E lo hanno dimostrato, e questo motivo lo hanno dimostrato proprio contro il Manchester United, giocando una partita organizzata, perfetta a livello tattico, e, e appunto in finale si è dimostrata la differenza tra i due allenatori, cioè uno è un allenatore, l'altro sta lì un po' a caso, diciamo, no? Pure per la squadra che ha, l'altro sta là. Sì, esatto, esattamente. Sta lì anche perché ha incontrato la Roma in semifinale, che è comunque un po' un lascia passare. Quindi, E nonostante ciò stava mangiando la partita di ritorno. esatto, ma stava pure rischiando di uscire contro il Milan, che Sì, giocava sì. con le riserve. Quindi, è così, ecco.
Tra l'altro a me Solskjaer lo vedo in faccia e io dico, ma perché non faccio l'allenatore? Cioè, se ce l'ha fatta lui, mo non so voi, ma c'ha una faccia da imbecille, da pia schiaffi a due fino a quando non diventano dispari. Proprio le pizze deve far partire dalle mani Solskjaer, mamma mia che urto! Sì. Che fastidio che mi dà. Comunque, Candy, ti rispondo: no, non sono tifosi del Cagliari, anche se ogni tanto provo a convertirli. Sono due tifosi della Lazio. Sì. Intanto, Aspetta un scusate, attimo, ma torno subito. vai, vai, vai. Tanto io sto leggendo un commento. Il futuro di Najar Golan sarà sicuramente un tema caldo nella lunga estate di calciomercato del Cagliari. Bene, tanto ormai è così, non mi sono rotto io ragazzi, io ci spero che rimane Nainggolan. L'importante è che non abbia lo stesso rendimento che ha avuto quest'anno e che il Cagliari non si privi di Latinetti, perché altrimenti è inutile prendere Nainggolan. Cioè, prendere un ultra trentenne, oddio scusate, prendere un ultra trentenne per cedere un giovane molto promettente ha veramente dell'assurdo. Molto, molto dell'assurdo. Gol di che sia annullato ingiustamente all'Old Trafford, vero? Vero Simone, giustissimo. Intanto Luca, ti giro questo commento fatto da Tommaso. Se la città si chiama Roma, come fa a essere la Lazio la prima squadra della capitale? Io non gliela faccio più, no, sono stanco. Cioè, fai 11:34, ma io devo posso rispondere a questa domanda? Aspetta, però c'è da dire che Tommaso è di Torino, quindi non sa la Ah, storia. Ecco. Allora, comincio io, poi continuate voi perché nemmeno io no, so tutta la storia. lo so, vabbè, sì, vai. Allora, la Lazio è anagraficamente la prima squadra della capitale perché Ciccia è quella che è nata prima. Correggetemi se sbaglio, il 9 gennaio del 1900. Esatto. Ok. La Roma invece è nata il punto interrogativo del 1927. Non lo sanno manco loro quando sono nati, perché una volta io e Giovanni ci siamo visti, non so se ti ricordi, stavamo a Via del Corso, siamo scesi dalla macchina e mi ha fatto vedere un post su Facebook della Roma che festeggiava il compleanno della società e sotto i commenti che dicevano ma che cazzo state a dire, il compleanno della Roma è un altro, quindi non lo sanno manco loro quando sono Sì, nati, sì. quindi è già per quello di per sé la prima squadra della capitale, cioè quello dovrebbe essere il motivo cardine, poi non so se ce ne sono altri, loro lo sanno meglio di me, quindi Beh, diciamo che già questo è un motivo più che valido, come si dice, insomma. stiamo a parlare di Mio nonno, 27 anni di differenza. mio nonno tifava Lazio, il tuo pure, si dice, insomma. Come disse la sorella, io tifavo la Lazio perché ai tempi mia c'era solo quella. Beh, questo. Già penso che abbiamo risposto alla domanda dell'amico, non so Chi ha se... fatto questa domanda? Tommaso Papini. Ma su YouTube? Sì, sì. Mm. No, va Perché bene, nel gli senso, viene cioè, a menà, che? se questo discorso può essere considerato credibile, allora dobbiamo chiederci perché a Londra non c'è una squadra che si chiama London, o no? C'è una squadra che si chiama London a Londra? No. E invece c'è l'Arsenal, c'è il Chelsea, c'è il E West West Ham. Ham, Crystal C'è il Palace, Crystal Palace, c'è il Queen's Park Rangers. Fulham. Ci sono 18.000 squadre, ma non c'è il London, perché una squadra per rappresentare la città non deve chiamarsi come la città. Questa è la verità.
Non per forza, vedi anche l'Atalanta in Italia. Esattamente. E quindi, cioè, nel senso, il fatto è che poi quando la Lazio nacque, in quei tempi c'era una legge che comunque vietava, se non sbaglio, alle polisportive, ai club di chiamarsi con il nome della propria città. E infatti è per questo che Milan non si chiama Milano, ma si chiama Milan. È per questo che il Genoa si chiama Genoa e non si chiama Genova, no? E poi tutte le Esatto. altre squadre dopo a venire. Quindi non, cioè nel senso, Penso anche la Fiorentina, che penso Non si chiamava Firenze. Florenzi prima. sì, ma la Fiorentina, se non sbaglio, è nata nel 1926, quindi allora la legge non esisteva già più. Infatti anche il Napoli, se non sbaglio, è nato proprio in quel periodo, negli anni 20, e infatti Sì. si è chiamato Napoli, perché poteva chiamarsi Napoli. La Lazio, quando ha avuto la possibilità di cambiare nome, cioè quando è stata annullata questa legge, ha deciso semplicemente di non farlo. Questo è il discorso. Eh, Però ecco, io credo che una squadra rappresenta la propria città non per nome, ma per storia. Assolutamente Esatto. sì. Questo è il discorso. Intanto, scusate, ma grandissimo saluto a Carmi Special, un bacione, il mago del fantacalcio, che ringrazio per essere passato. Ciao Carmi, un bacione. Scusate questa interruzione, tra l'altro ci hanno fatto notare anche Juventus. Pure, sì, sì, esatto, esattamente. Esattamente, quindi è così, cioè nel senso, la Roma più che altro è stata, bisogna anche capire il motivo per il quale un club è stato fondato. La Lazio è stata fondata comunque come polisportiva proprio per fare la storia di Roma. Roma invece, la Roma, la S Roma è stata fondata più che altro dal fascismo, fondendo alla fine 3 o 4 squadre della città di Roma, per cercare di combattere lo strapotere del nord, fallendo ovviamente, insomma, fallendo, però ecco, nel senso, la Lazio è la prima squadra della capitale, per un motivo anagrafico e anche per un motivo storico, ecco. Poi è chiaro che la Roma è diventata poi nel tempo la squadra, e questo non lo si può negare, senza ombra di dubbio, la squadra con più tifosi, perlomeno nella capitale, perché lo si vede anche dalle partite che ci sono molti più tifosi della Roma che della Lazio. Ma il motivo è presto detto, però io non ve lo dico, perché se volete scoprire il motivo vi invito ad andarvi a vedere un video documentario che ha fatto il nostro amico Giovanni Stramacci, un video veramente bellissimo sulla storia del tifo laziale, giusto Giovanni? Sì, sì, sì. Quindi, Sì. come si chiama il video? Il video si chiama La storia del tifo laziale dagli anni 70 ad oggi, se non sbaglio. Scusa, dalla sud lo sai che non mi ricordo perché sono stati Bene, pubblicati, sono stati pubblicati 2 video diversi, uno sul mio canale e l'altro su Copa 90, no? Dalla esatto. Sud alla Serie B, storia di una fede. Ok, Dalla perfetto. Sud Adesso alla che Serie B. sapete il titolo, mi raccomando, andatevelo a vedere perché veramente, ragazzi, merita tantissimo. Merita veramente tanto. Poi si chiama Juventus perché è stata fondata da 4 giovani universitari. Juventus uguale gioventù. Sì, quello si poteva andare tranquillamente anche per assonanza, era abbastanza facile. Poi Riccardo, è nata assolutamente prima la Juve della Roma, è nata anche prima la Juve del Torino, credo. Oddio, aspetta, mo mi sta venendo il dubbio. Quando cazzo è nata la Juve? La Juve è 1898, mi sa. qualcosa del genere.
Se non mi sbaglio era 1898, però adesso controllo per sicurezza. Poi io quando vado in puzza per queste cose... 1897 è stata fondata. No, 98, 97. Di poco, di poco. Sì, quindi la Juventus è stata la prima squadra di Torino. Comunque, ragazzi, allora, si è delineato quello che sarà sostanzialmente il prossimo campionato, perché abbiamo Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli. Ma che sta a fare la lista di tutte le squadre? Sì, Ormai è fatta, è finita. ormai sto al Napoli, la Roma, la Samp, il Sassuolo, l'Udinese, il Verona e abbiamo il Venezia, la Salernitana e l'Empoli. Sì, Salernitana che però a questo punto potrebbe essere, nel caso non si iscrivesse, potrebbe essere sostituita dal Cittadella, che è l'altra finalista del playoff, oppure, se non è il Cittadella, credo sarà la terzultima del campionato di Serie A, quindi il Benevento. Alla vista, così, senza sapere né leggere né scrivere, senza sapere il mercato che ci sarà. Secondo voi, su quali basi potrà scorrere il prossimo campionato? Sarà un campionato simile a questo? Oppure sarà un campionato in cui le neopromosse potranno ambire a un qualcosa di più che la solita salvezza? Come vi immaginate il prossimo campionato sapendo che queste sono le squadre che lo disputeranno? Alla Ma cieca proprio. io penso che Venezia, Salernitana ed Empoli, se non fanno un briciolo di mercato, penso torneranno giù senza alcun problema. Penso adesso solo a dirlo che l'Inter il prossimo anno con Inzaghi dipende anche l'Inter chi venderà, chi terrà, chi comprerà, se comprerà. E il Milan deve essere una riconferma. La Juve con Allegri può fare bene. Il grande punto interrogativo sarà Mourinho. Sarà Mourinho a Roma perché penso che qualche colpo arriverà. Ora non so chi, però insomma qualcuno penso arriverà. Io penso sia un campionato, spero più equilibrato dal punto di vista dello scudetto. Penso magari Inter e Juve possano combattere fino alla fine. Forse il Napoli con Spalletti, non so, poi con il mercato. Io vedo l'Atalanta che si riconfermerà perché Gasperini, per quanto posso odiarlo, comunque è un signore allenatore e lo ha dimostrato. La Lazio non so dove metterla adesso perché non so neanche chi l'allenerà. Quindi penso che le 7 posizioni siano queste e quelle 3 che sono venute su, se non fanno un briciolo di mercato, penso che scenderanno giù senza alcun problema. Forse qualche outsider ci può stare, però sai, adesso senza sapere il mercato, senza sapere niente, è difficile anche dire, insomma. Allora io vi riformulo la domanda. Proprio domanda secca, risposta secca. A sensazione. Quale sarà, secondo te, comincio da te Luca, la squadra che l'anno prossimo sarà la squadra che sorprenderà di più? Sorprenderà di più. Vabbè, adesso è difficile dirlo, Miro, è difficile proprio perché
Io una squadra ce l'ho, dopo la dico. Sai, il Sassuolo già ha sorpreso quest'anno, però De Zerbi è andato via. L'Atalanta sono anni che sorprende. Io sinceramente adesso non so cosa dirti. Ok, non ti preoccupare, non ti ammazzo se non mi rispondi, No, tranquillo. perché senza mercato, senza sapere allenatore, senza, insomma, è Chiaro, difficile anche dire. chiaro. Giova, te invece, secondo te una sorpresa, una squadra sorpresa per l'anno prossimo? Allora, io penso che la Fiorentina possa essere la sorpresa l'anno prossimo. Hai detto la stessa squadra che ho pensato pure io. Lo so perché ti conosco, quindi ne ero sicuro. Anche perché adesso finalmente hanno un allenatore, Esatto. nel senso giocare senza una guida è stato molto difficile negli ultimi 2 anni. Quindi bene così, però sorpresa nel senso che secondo me potrebbe lottare per un posto magari in Conference League, forse non in Europa League, questo non ne sono sicuro. Ecco, io credo che per lo scudetto potrebbero lottare Juventus e Napoli. Lo dico più che altro perché l'Inter quest'anno non può fare mercato, eh, almeno penso. Quindi comunque si troverà costretta forse a vendere uno o due giocatori chiave importanti, immagino, e poi qui capirai, le squadre indebitate di 800 milioni prendono Aguero, quindi insomma fanno un po' tutti quello che vogliono in questa giungla chiamata calcio moderno. Quindi non è possibile tutto. Diciamo, se l'Inter non dovesse fare mercato, io credo che eh, a lottarsi lo scudetto saranno Napoli e Juventus. Il Milan, secondo me, il prossimo anno farà peggio rispetto a quest'anno, soprattutto con l'impegno Champions League. E la Lazio, appunto, è già stato detto, non so manco chi sarà l'allenatore, non si sanno le prospettive della Lazio, quindi non mi sento di dire niente. Per quanto riguarda il neopromosso, invece, io quest'anno pensavo che lo Spezia retrocedesse al posto del Benevento, quindi e invece ha dimostrato tutto il contrario, quindi non mi sento davvero di dire niente. Ogni anno di solito una neopromossa si dimostra essere una sorpresa in positivo. Io per questa sorpresa in positivo punto al, al Venezia. No, alla Salernitana. Se si scrive. Se si iscrive, sì. Ma si iscrive, che Ma si scrive sì, ma già ma qualcosa sotto già hanno fatto, dai. Boh, io ho fatto la live il giorno in cui si giocò Pescara Salernitana e ho fatto praticamente tutta la live dicendo: ma no ragazzi, ma tanto Lotito non dovrà vendere la società perché avrà già risolto la questione, cioè non si pone minimamente il problema. Invece col cazzo, perché ci ritroviamo ancora oggi al 27, quasi 28 di maggio No, a 28. parlare dell'Odito che deve vendere la società, quindi lasciamo perdere. Chiudo perché siamo praticamente arrivati a mezzanotte, chiedendovi, visto che siamo nella mia live, vi chiedo un giocatore che No. rubereste al Cagliari. Due te ne dico. Due proprio così. Nandez Nandez e Trango. mi hai detto Codica. Tu mi hai chiesto due giocatori, io ti ho risposto. Ma scusa, ma Pepe Reina è tanto bravo e mettece Cragno, poraccio, dai. No, Pepe Reina per far secondo. Ma che è il secondo? No. Pepe Boh, Reina è il primo. non so, magari penso che a parte tutto rimarrà pure
stracoscia, non so se lo daranno via. Ma Guerrieri è ancora al terzo? Ma Guerrieri sta alla Salernitana, è andato. Quindi c'hai De Proto come terzo. No, proprio se n'è andato. Alia. Chi, È lì, a chi primavera. cazzo è? È Elia. Ah, è da primavera. Mo si spiegano. Quindi Nandez e Cragno. Nandez sì, è centrocampista, mi piace tanto. A me Nandez mi fa diventare omosessuale, ma prepotentemente proprio. Un po'. Ecco, per me Nandez è quello che è per Giovanni Caicedo, più o meno. Terone. Sì. Giova, tu invece chi ruberesti al Cagliari? Beh, Nandez sicuramente, poi Joao Pedro. Beh, ci sta. Però Pavoletti, no, sto scherzando. No. Te lo porto io, te lo porto, lo vado a prendere e te lo porto. No, lo so che avete reagito così, quindi sto scherzando. Quindi Nandez e Joao. Sì. A me coglioni, c'hai dei gusti di merda comunque, Vabbè, ho capito. Nandez e Cragno, Nandez e Joao. Vabbè, io pure mi inculerei Milinkovic e Luis Alberto, è chiaro. Hai visto? Però sei poco lungimirante. Sei poco Perché? lungimirante. Perché a voi servirebbe, secondo me, un difensore. Certo. Luis Felipe, perché crescerebbe, è giovane, quindi Fisso rotto. adesso non più perché si è operato, quindi adesso la caviglia sta a posto. Tu dici Luis Alberto, però Luis Alberto, sai, quest'anno fa 29 anni. È già sull'orlo del tramonto praticamente, Sta con un piede dentro la fossa, effettivamente, 29 anni. Non lo so. Clavan poi no, Nandez non dove lo lo, metti, non lo scusa, vuole dove lo manco la metti madre, Nandez? Clavan. Cosa? No, Alba ha scritto Clavan non lo vuole nessuno, no, Clavan manca la madre lo vuole, quindi. Te che stai a dire su Nandez, Giova? No, dico, nel senso, allora, secondo me il Cagliari c'ha buoni centrocampisti e tu ti prendi altri due centrocampisti. Sì, voglio giocare col 2-6-1. Ok. Anzi, col 2-6-2 per forza. Quindi tutto il contrario invece di Ventura che gioca col 4-2-4. Esattamente. Ok. 2-6-2, tutti a centrocampo. Perché almeno se vai indietro, se vai in avanti, È capito? giusto, hai ragione. Hai ragione. Ma io guarda che la prossima tappa gliela faccio a Coverciano, Cioè, Hai ragione. Sì. a me De Rossi, Toni e Pazzini mo sgrullano. Ma sto scherzando. Mm. Oppure esatto, il 5-5-5 col modulo a farfalla. Luca, ti vedo triste. Non essere triste. Non ci pensai, Inzaghi. Lo so. Ma è uscita l'ufficialità? Quanto pare. Non lo so, Madonna io mia, non... un uomo distrutto proprio. Vediamo un po' se è uscita La l'ufficialità. Lazio pensa a Mihajlovic. È logico. Ma la Lazio pensa tipo a Zidane non si leggerà mai, Guardiola. La Lazio pensa a Zidane. A quanto pare, cioè, perlomeno sul profilo Instagram dell'Inter non c'è l'ufficialità. No, ma l'ufficialità ci sarà domani. Sì. C'è solo Eriksen che fa vedere il trofeo della Serie A. Ah.
Ragazzi, qua non so chi sta vedendo da zone, ma quello che sta parlando è un mostro. È un No, qui centrocampista. non funziona più niente da circa... Si è bloccato qui si è pure bloccato Sky. Bene. È un centrocampista spettacolare. Io se fossi il Cagliari in pensierino ce lo farei. Malè è veramente fenomenale. Fenomenale proprio. Comunque, ragazzi, come si dice a Bolzano, si è fatta una certa. Io ringrazio Luca e Giovanni per aver partecipato a questa live. Grazie a te, grazie a te. Ci mancherebbe. Io vi mando un bacione e mi raccomando, rimanete aggiornati sia sui miei profili social che sui profili social di Giovanni, perché a breve uscirà qualche notizia riguardo a qualcosa. Sì, è vero. Quindi rimanete aggiornati. Un Io bacione. che mi faccio ammanettare a Formello perché arriva Mazzarri più che altro. Ti voglio vedere, ti voglio vedere. Non ci incatenare davanti a Formello, questa è la notizia social di cui parli, no? Sì, esattamente. Questo. No. Buonanotte ragazzi. Buonanotte.